inascoltati, invisibili. Incontriamoci e portiamo Crotone in Calabria. Maxi frode fiscale da oltre 2 milioni di euro tra Calabria e Veneto scoperta dalla Guardia di Finanza di Melito Portosalvo. Un'impresa invisibile importatrice nel settore del commercio di autoveicoli acquistava in modo cartolare dalla Germania e dall'Austria degli autoveicoli che cedeva ad un'altra impresa fantasma. L'unico reale acquirente delle automobili era una società della provincia di Venezia. 3 le persone denunciate per emissioni di fatture per operazioni inesistenti e falsità ideologica. Da Cosenza arriva il quarto candidato alla presidenza della regione Calabria, Gesù Cristo. Una sottile ma disarmante ironia ad opera di cittadini consapevoli che forse nessuno riuscirà a modificare lo stato di degrado in cui versa la Calabria. Degrado creato con anni e anni di mala politica. Ieri mattina le mura della città Abruzza erano tappezzate di manifesti elettorali che invitavano a votare il nuovo candidato con lo slogan ad effetto Yes I Can. Rassicurazioni ai 170 giovani vincitori del concorso della regione sono arrivate dall'incontro con il presidente del Consiglio regionale Beppe Bova. Sostanzialmente Bova ha detto che i soldi per la loro sistemazione in organico ci sono e che la regione può assumerli perché ha rispettato il patto di stabilità. Proprio la verifica di quest'ultimo punto ha fatto slittare i tempi. Dopo tanto penare, quindi, dovrebbero essere in arrivo per loro le lettere di assunzione. Ammontano a 100 milioni di euro i debiti dell'Istituto Papa Giovanni XXIII di Serra d'Aiello e quanto ha stabilito il curatore fallimentare Fernando Caldiero, in base alle richieste degli 890 creditori dell'ex fondazione. Proprio per esaudire le richieste dei creditori si sta procedendo alla stima del patrimonio della stessa fondazione, che dovrebbe essere cospicua, e subito dopo saranno messi all'asta i terreni e gli altri immobili dell'istituto, mentre il TFR sarà erogato dall'INPS. Al via oggi a Catanzaro i lavori per la realizzazione della mini autostazione di Piazza Montenero. Stamattina la posa della prima pietra di uno dei tasselli del nuovo piano per la mobilità cittadina. L'obiettivo è quello di razionalizzare il flusso dei mezzi extraurbani con l'utilizzo dei bus urbani, realizzando un percorso privilegiato su gomma. Il nuovo progetto comprende 2 fermate per autobus extraurbani con annessi servizi igienici, un'edicola e uno sportello informativo. Sono stati presentati ieri mattina all'Unical di Cosenza i dati di Alma Laurea. L'indagine ha riguardato 4.863 diplomati delle scuole calabresi nel 2008. Dai risultati è emerso che 62 diplomati su 100 sono iscritti all'università, ma il dato sconcertante è che il 45% dei ragazzi dichiara che se potesse tornare indietro compirebbe una scelta diversa rispetto al percorso di studi intrapreso nella scuola secondaria superiore. Dopo mesi di pioggia incessante che hanno creato non pochi problemi alla Calabria, è ritornato a splendere il sole, che ha riportato temperature miti e gradevoli. Le persone che popolano le coste calabresi hanno riscoperto immediatamente il piacere di una passeggiata sul lungomare e c'è chi ne ha approfittato per rilassarsi in spiaggia a godersi i primi accenni di una primavera tanto attesa. Anche quest'anno dal 12 al 23 marzo si sta svolgendo la storica Fiera di San Giuseppe, manifestazione secolare della città di Cosenza, che deve il suo nome al giorno in cui terminarono i lavori di costruzione del ponte davanti al convento di San Domenico nel 1564. Alla fiera partecipano commercianti provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo, produzioni artigianali locali, oggetti di terracotta, svariate tipologie di piante che attestano ancora una volta l'arrivo della primavera. Il calendario della 9ª giornata di ritorno del campionato cadetto vede il Lecce capolista impegnato nella difficile trasferta sul campo della Regina, in uno dei 3 anticipi in programma stasera. Il turno si apre con il match del tombolato tra Cittadella e Salernitana. L'altra sfida è tra Piacenza e Ancona al Garilli. Domani invece toccherà al Crotone confrontare all'uscita il Frosinone dell'ex Moriero. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti salvezza. Domenica invece tocca alla Lega Pro. In prima il Cosenza ospita la Cavese, in seconda trasferte per Catanzaro a Scafati e Vibonese contro l'Isola Liri.